tranquillo, vedete la doppia gabbia. Direi che la doppia gabbia non mi sembra molto difficile, ho visto tutti i cavalli saltarla molto comodamente. Diciamo che intanto viene affrontato con il sole alle spalle e questo naturalmente influisce, avendo ormai un sole che è un po' basso sull'orizzonte, e poi ha una distanza classica, un tempo di galoppo intanto termina. C'è stato anche un errore all'acqua nel frattempo. Meulemans quindi con 8 penalità, quindi anche lui diciamo fuori dai migliori. Dicevo, si affronta con il sole alle spalle, poi delle distanze classiche con un tempo di galoppo tra la prima e la seconda barriera, 2 tempi di galoppo tra la seconda e la terza, ovvero sia 7,5 metri e 10,40 metri, direi proprio delle distanze canoniche sotto questo aspetto. Sì, sicuramente. Adesso credo che sia molto interessante seguire la prova di questo prossimo concorrente. Si tratta dello svizzero Piet Mendley, anche lui in grande forma, anche lui reduce dalle Olimpiadi, e qui c'ha una guerra aperta in famiglia con sua cognata, perché nel Cavallo Magazine Trophy, nella classifica Cavallo Magazine Trophy che si gioca proprio su questa gara, sua cognata Leslie McNaught Mendley, che è una delle autrici dei primi percorsi netti oggi, è in testa e lui segue a soli 2 punti di distanza, a 98 punti, per cui sarà molto importante per questo cavaliere mettere a segno un percorso netto per cercare di non farsi sfuggire questo. E infatti il vincitore prenderà 100 punti, il secondo 98, e dipende proprio chi dei due arriva primo, praticamente si aggiudica il trofeo, che corrisponde al valore di un'autovettura di 50 milioni, per cui credo che sia un bel incremento rispetto già al montepremi piuttosto pesante che ha questa ultima prova conclusiva del CSI di La Bagnaia. Potrebbe essere una guerra in famiglia. Speriamo che naturalmente in questa guerra in famiglia possano entrare anche dei cavalieri italiani, e lo seguiremo perché vi presenteremo in questa sintesi. Poi naturalmente anche oltre questi percorsi di base anche poi il secondo giro, che è fatto dai migliori 12 su un percorso ridotto ma rialzato, con la possibilità quindi di arrivare rapidamente alla conclusione. Direi che senza errori fino al prossimo momento il cavaliere svizzero. Adesso vediamo la conclusione. Piet Mendley per adesso senza errori, anche per lui la possibilità di entrare in barrage con Jorid. 3-0. Con percorso netto entra in barrage, lotta in famiglia insieme agli italiani. Bene, noi ci vediamo tra pochissimo, restate con noi. A tra poco. Credevate di esservi liberati di loro. E invece no. Ritornano Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Le Comiche 3, una prima grande visione TV. Le savane si formano negli ambienti della libertà. Mi sono presentato Iudicio Populi. Un sacco di risate in TV. Le Comiche 3, in prima visione TV, giovedì alle 20:30 su TMC. Gli occhi li deve al papà, il fascino alla mamma, l'armonia all'olio d'oliva. Olio d'oliva, fonte di vita. Sì, lo so, andavo veloce, c'è il serbatoio per GPL Icom, signora. Non mi faccia la multa, come dice il proverbio. Quale? Che ne so io, ce ne sono tanti. Serbatoio per GPL Icom. I complimenti per i complimenti. Lunedì 30 settembre un'altra sorpresa. Toto ritorna. Toto Cutugno, tutte le sere alle 19:55 vi aspetta. Tutto il resto è top secret. A lunedì. Cosa credi che sia? Mac, lei, amici e tutto il resto. Dimmi cos'è che c'è? Dimmi cos'è che c'è tra noi? Mac, una voce unica, un'immagine unica. Tu sei nel sogno da chi vai. Mac, un nuovo album per un artista finalmente grande.
Pirelli P6000, controllo assoluto. Sì, mi rilasso, mi sto rilassando. Ma da mercoledì la musica cambierà, per voi, ma anche per me. Tra l'altro, se volete fare i concorrenti, fatevi pure avanti, vi aspetto, vi aspetto. Il grande gioco del mercante in fiera, mercoledì in diretta alle 20:30 su TMC. Ed eccoci di nuovo insieme, carissimi amici, per seguire ancora questa grande equitazione offerta dal concorso ippico internazionale della Bagnaia in provincia di Siena, uno degli ultimi appuntamenti della stagione, una stagione che come vedete oggi ha riservato una splendida giornata di fine estate, calda, assolata, con un pubblico incredibile, partecipa numerosissimo, con molto calore anche alle prove degli atleti e dei cavalieri in campo. Filippo Moyerson per l'Italia con Loro Piana Duganò, un binomio che da tanti anni fa come dire, gridare per quanto sa fare e quanto sa vincere in tante occasioni. Speriamo che anche oggi possa in questo primo percorso riproporsi per poi entrare tra i migliori 12 al successivo giro per contendersi la vittoria finale di questo che è l'ultimo concorso di questi 3 giorni in terra di Toscana. È sicuramente un destino buffo per questo binomio, perché si sono affermati a livello nazionale, hanno vinto tutto quello che c'era da vincere. Poi a livello internazionale non hanno mai colto delle vittorie di altissimo livello, però hanno sempre contribuito a far ben figurare l'Italia, sia in Coppa delle Nazioni del circuito magari minore o anche a Piazza di Siena, dove questo binomio ha ottenuto delle affermazioni estremamente importanti. Filippo Moyerson, milanese, ha 42 anni, uno diciamo dei veterani della prima squadra italiana, molto bene in questa doppia gabbia, ostacolo numero 8 del percorso. Adesso affronta questo verticale, adesso un ostacolo molto impegnativo, questo largo di 1,60 m di larghezza per 1,45 di altezza. Salta con estrema sicurezza questo cavallo. La riviera bene, adesso ultimo ostacolo, 1,50 m questo verticale e passa bene, molto quindi bene. Per Duganò, per Loro Piana Duganò e Filippo Moyerson la partecipazione sicuramente al secondo giro, lo vedremo tra poco perché ormai mancano pochi concorrenti sul percorso di base. Ed ecco allora ancora una concorrente italiana, si tratta di Cristian Pizzianti con Ecuador, un altro cavaliere un po' da scoprire. Cristian Pizzianti è del 72, anche lui milanese, quest'anno è stato primo in Coppa delle Nazioni a Piatra-Neamt in Romania, partecipazioni che vengono lasciate ai cavalieri che vogliono fare esperienza internazionale. Sì, sicuramente ti aggiungo qualcosa a quello che hai detto, perché è un ragazzo che è nato a Milano, però qui gioca in casa perché risiede in Toscana da quando era molto molto piccolo, per cui sicuramente c'è un sacco di beniamini tra il pubblico qui oggi, ed è un ragazzo che si è affacciato alle competizioni internazionali soltanto quest'anno, partecipando appunto a questa fortunata trasferta italiana in Romania, dove sono tornati con la vittoria, tra l'altro una squadra che era composta interamente da ragazzi toscani. E allora seguiamolo con particolare attenzione, vediamo le tavole. Molto bene, era uno dei passaggi più difficili tecnicamente di questo percorso. Qua purtroppo c'è l'errore su questo largo ostacolo numero 5, largo di 1,45 m per 150 di ampiezza, e purtroppo ancora errore al 7, un verticale di 1,50 m sotto la doppia gabbia, ma la sua prova con 2 errori ormai è compromessa, perché non può certo entrare nei migliori 12 percorsi che affronteranno il secondo giro. Tra l'altro ci sono buone notizie per i colori italiani, perché mi stavo giusto guardando che tra i vari percorsi netti fino a questo momento abbiamo ben 3 cavalieri italiani, che sono Giovanni Consorti, Marco Marmonte e Filippo Moyerson, per cui sicuramente si mette bene per i colori italiani questo Gran Premio.
Sono 6 percorsi netti, quindi metà per adesso dei 12 che entreranno in secondo giro hanno percorso netto, ma non è detto, perché abbiamo ancora perlomeno 2 concorrenti che possono ben figurare tra gli ultimi 4 concorrenti che vediamo adesso. Tanto per l'Olanda, ecco, lo vediamo di spalle entrare mentre sta uscendo il giovane atleta italiano. È l'olandese Ben Schröder su Volvorms Lux, anche questo è un cavallo di 8 anni di origine germanica. Tanto vediamo qui quando Cristian Pizzianti ha perso il suo cap dopo la Riviera. Sì, questo cavaliere tedesco, credo che abbiamo già avuto modo di dire nei precedenti collegamenti e sintesi da Bagnaia, che fa parte di questi giovani cavalieri tedeschi schierati in questa occasione dell'Internazionale Bagnaia. La Germania ha presentato qui dei cavalieri veramente inediti, che però comunque si stanno ben comportando, per cui niente di male a debuttare proprio a Bagnaia. No, anzi è un vanto quello proprio che molti forti cavalieri germanici abbiano scelto questa occasione proprio per venire in Italia. Ben Schröder ha fatto un 12° posto il primo giorno, poi vediamo anche se un altro 12° posto nel secondo giorno, cioè ieri, nella prima prova. Tra i risultati, diciamo così, di maggior rilievo. E poi un 4° posto con Volvorms Amerigo questa volta, ieri sera nel derby, di cui abbiamo già parlato, una prova che si è svolta parte all'interno, parte all'esterno. Stava facendo un bellissimo percorso e c'è stato un errore sul Oxer numero 10. Adesso vediamo se riuscirà a terminare con un solo errore, sì, con 4 penalità, poi dipenderà dal tempo se riuscirà a entrare nel novero dei migliori percorsi. 82,77, per lui bisognerà appunto controllare il tempo. Adesso, signori, un momento di attenzione, ve lo chiediamo, per Manuela Bedini, campionessa italiana proprio su questa erba 2 anni fa, fu anche in quell'occasione la prima amazzone a vincere il titolo italiano, non era mai successo, mentre ancora abbiamo Ben Schröder in quadrato. Eccola invece Manuela Bedini che va a salutare la giuria e il suono della campana che gli dà la possibilità di iniziare il percorso. Manuela Bedini, dicevamo, prima amazzone italiana a vincere nella storia il titolo italiano assoluto 2 anni fa proprio qui a Bagnaia. In quell'occasione eravamo presenti per trasmettervi le immagini, e monta lo stesso cavallo, Desirée di San Benedetto, che, malgrado il nome, non è un cavallo italiano. Sì, non è un cavallo italiano, è un cavallo olandese. Il San Benedetto, c'è quella storia buffa che Manuela ci raccontò appunto 2 anni fa, che in realtà ogni tanto in Italia i cavalli italiani hanno questo suffisso perché vengono allevamenti speciali, invece questo di San Benedetto viene dalla mamma di Manuela, che ha voluto affidare la cavalla a un santo perché proteggesse sua figlia nelle gare, per cui una cosa scaramantica. Non si sentiva molto competitiva oggi Manuela Bedini. Ci abbiamo parlato prima del Gran Premio e ci ha spiegato che era al rientro dopo un anno di assoluto riposo perché la cavalla ha avuto un infortunio. Ecco, vediamo, ho quasi anticipato questo fatto, non si sentiva competitiva, era una gara di rientro, per cui ci aveva detto di non puntare su di lei. Comunque la cavalla è in forma, naturalmente. Ecco, proprio i rifiuti sono tipici di cavalli che rientrano, che non sono ancora abituati alle competizioni. Avete visto, non ha avuto difficoltà nel saltare, è proprio che non se la sentiva in quel momento. Un po' fuori allenamento, perdono un po' l'elasticità e l'addestramento. È un fatto proprio anche psicologico di rientrare in gara. I cavalli sentono la presenza del pubblico, questo ansimare intorno, il battito delle mani e tutto, e si eccitano con questo. Allora, dopo che fanno i primi salti, poi si sciolgono, proprio come fanno tanti atleti. Magari a volte, fatto un errore, diventano più regolari sul passaggio dell'ostacolo, ma naturalmente devono essere dei cavalli di qualità come Desirée di San Benedetto, e anche per lei peccato quell'errore
alle tavole, perché per il resto è andato molto bene. Anche qui ha sfiorato l'ultimo verticale. Sì, un bellissimo percorso, peccato, però potrebbe anche lei forse rientrare se sarà tra i migliori tempi. Le penalità per Desiree di San Benedetto. direi di sì, perché chiude con 3 penalità e 3 quarti, quindi C'è un piccolo supero del tempo per qualche secondo, ripeto, è un quarto di penalità per ogni secondo superato. 3 quarti di penalità significa che ha superato di 3 secondi il tempo massimo, che ricordo di 84 secondi. Con il rifiuto, che sono 3 penalità, si va a porre praticamente in posizione di classifica subito dopo i percorsi netti, e quindi diciamo che è sicuro che lei entrerà nel secondo giro. Ma adesso, se ci permettete, l'attenzione su questo carissimo amico Duccio Bartolucci con Golda quinta. Duccio Bartolucci è stato campione d'Italia nell'80, ha preso parte al campionato. Adesso cerca di attirare l'attenzione della giuria. Sembra che abbia qualcosa da dire ai giudici, ma non mi sembra che ascoltino. Golda è una cavalla irlandese. E niente, così comunque al suono della campana deve iniziare il percorso. Poi chissà cosa voleva dire Duccio Bartolucci, che tra l'altro è nato a Modena, ha 44 anni, ma ormai risiede da tantissimi anni a Roma, dove ha un centro ippico molto avviato, quindi fa l'istruttore anche, oltre che essere un enfant prodige. È stato enfant prodige dell'equitazione italiana, ha partecipato a tantissime manifestazioni, è stato nell'87 campione italiano e poi ancora campione europeo a squadre Young Rider, campione italiano junior, e poi nel 72 ha esordito in Coppa delle Nazioni, ha vinto nell'80 il campionato italiano, come ricordava prima Lucia. Poi ha partecipato a campionati mondiali, campionati europei, terzo in Coppa delle Nazioni quest'anno allo Xio di Dublino, che è uno dei più importanti, e terza ex aequo in Coppa delle Nazioni allo Xio di Helsinki, lo Xio di Finlandia, dove gli italiani sono andati molto bene quest'estate. Sì, ottenendo numerosi piazzamenti e numerose vittorie. Tra l'altro una vittoria che ha fatto molto piacere è stata la vittoria di Mario Verheiden con Elite delle Paludi, perché è una... Oh là là, peccato, l'anteriore ha buttato giù l'elemento d'uscita della doppia gabbia. È un vero peccato, perché Duccio Bartolucci era proprio un altro dei cavalieri in lizza per questa super premio combinato da 3 gare, ma purtroppo ha commesso errore anche sul numero 10, sull'altro Oxer bianco, per cui credo a questo punto che debba rinunciare a qualsiasi ambizione di super premio. Sì, peccato, perché con 8 penalità non entrerà sicuramente nel secondo giro. E niente da fare, adesso ultimo percorso che seguiremo insieme, e poi subito dopo inizierà il secondo giro con i migliori 12 cavalieri, un percorso però molto rapido, quindi ci sarà poco tempo, in poco tempo vedremo tutti quanti i cavalieri, quindi non vi chiediamo molta attenzione, ma sicuramente lo spettacolo vale la pena. Allora, ultimo cavaliere in campo, si tratta del tedesco Alfred Glock con Mr. Turkey Ratex. Questo cavaliere è andato molto bene questa mattina, facendo un terzo posto con Captain Hook. Mr. Turkey naturalmente è il suffisso con il quale si identificano i cavalli, la scuderia o la sponsorizzazione del cavallo. Spesso ormai diciamo che sia la scuderia che lo sponsor entrano nel nome del cavallo, diventa un suffisso poi per tutti i cavalli montati da uno stesso cavaliere. Vediamo allora cosa saprà fare con Ratax. C'è un errore purtroppo. Sempre quelle tavole, l'entrata sta diventando veramente un ostacolo che ha falcidiato numerosissimi concorrenti. Ancora altri blocchi. Vediamo se saprà limitare i danni ad un solo errore o purtroppo dovremo dire addio a questo concorrente sin da questo percorso e non avrà possibilità quindi di entrare tra i migliori 12. Ed è infatti così, purtroppo adesso ci fa quasi filotto sugli ostacoli della doppia gabbia, butta giù il verticale del primo, il largo del primo elemento,
e il verticale, la barriera del verticale del secondo. Anche un errore adesso al 9. errore al numero 9, ma vediamo, sì, si ferma, e allora a questo punto anche noi ci fermiamo, ci vediamo tra pochissimo per i migliori 12 concorrenti. A tra poco. Ed eccoci subito al secondo giro. Emanuele Castellini su Desire, è già impegnato in questo secondo giro. Vedremo adesso come è stato modificato il percorso. Adesso l'ultimo impegno è questa terzultimo ostacolo del barrage, è la gabbia, la doppia gabbia che è diventata una gabbia, ostacolo numero 8, e poi adesso il 5 e il 6 in sequenza. Ecco, il 5, che è quello che aveva creato il grave problema al primo percorso a Castellini, l'ha passato indenne questa volta, si vede che ha pensato di stare bene attento. Adesso il 7, ultimo ostacolo del percorso. C'è errore percorso. sull'ultimo ostacolo. Quindi 4 le penalità sul primo percorso, 4 le penalità sul secondo percorso, 8 penalità in totale con il tempo. Vale il tempo della prima manche. 83,45, e così avremo anche poi la classifica definitiva per questo cavaliere. E adesso è la volta di Jerry Smith. Jerry Smith l'abbiamo visto prima con Constantin, il cavallo con il quale ha partecipato alle Olimpiadi per il giovane cavaliere milanese. Si tratta di affrontare questo secondo percorso, che è un percorso di 400 metri da fare nel tempo di 1 minuto, tempo massimo di 1 minuto, e tempo limite naturalmente è il doppio, 1 minuto e 20, 2 minuti. Ecco, ricordiamo che in caso di doppio percorsi netti ci può essere un barrage per il primo posto, per cui non è detto che ci si fermi a questa seconda manche, può esserci un barrage che sarà ulteriormente ridotto con gli ostacoli ulteriormente rialzati. Primo ostacolo, l'ostacolo numero 9, il verticale, e poi si affronta il largo. Gli ostacoli sono stati tutti un po' aumentati come difficoltà, quindi rispetto al precedente sono tutti alzati o allargati di un 5 centimetri, quindi da 1,45 si è passati a 1,50, da 1,50 a 1,55, i larghi da 1,60 a 1,65. Ecco, abbiamo visto Jerry Smith il primo percorso commettere l'errore proprio su quel largo bianco numero 10, che ha passato invece indenne questa volta e sta saltando con molta sicurezza. Direi che era stato veramente un piccolo incidente di percorso, quello della manche precedente. Disattenzione, come spesso si usa dire. Adesso andiamo sul taglio trasversale del campo con questo Oxer molto ampio da 1,65 m, bene sul verticale di tavola. E adesso ultimo ostacolo numero 7, ostacolo di 1,55 m. Quindi molto percorso bene. netto. Le penalità per Jerry Smith nella seconda quindi termina con 4, che in questo momento vuol dire che su 2 concorrenti è il primo in classifica. 83,08 il suo tempo nella prima manche, che poi servirà eventualmente a formare la classifica. Adesso passiamo al terzo cavaliere molto rapidamente. Si tratta di Ben Schroeder per l'Olanda, che monta Volvorms Lux. Ancora il gran pubblico e il bel pubblico che assiepa le tribune e il parterre, i prati, le colline quasi di questo centro ippico toscano, quando ormai sta volgendo al termine questa bellissima giornata di fine estate. Veramente dopo tanta pioggia anche questa settimana il concorso si è svolto tutto sotto un gran sole, all'insegna di anche un momento fortunato per gli organizzatori, per anche questo trofeo Cavallo Magazine, che si conclude qui al termine di questa prova quest'oggi con un super premio in palio di 50 milioni. Anche Ben Schroeder nella prima prova, l'abbiamo visto poco fa terminare, è stato proprio uno degli ultimi percorsi con una penalità, con 4 punti. Adesso naturalmente anche per lui l'impegno di fare un bel percorso netto, se no perderà anche la posizione acquisita. Sì, è buffo vedere come i cavalieri in questa seconda manche se la prendono molto comoda, a differenza di quanto siamo abituati a vedere, che nei barrage normalmente tirano la gara. In questo tipo di gara, nel Gran Premio, visto che conta il tempo della prima manche, cercano di stare ben attenti a passare indenni gli ostacoli e prendendosela calma con tutta l'attenzione possibile. Adesso anche per Schroeder ultimo ostacolo, ma anche ultimo errore. Peccato, un percorso molto pulito, molto preciso, rovinato
forse da un'ingenuità. Molto spesso quando è l'ultimo ostacolo a cadere parliamo di ingenuità, perché sia da parte del cavallo che del cavaliere c'è un po' di rilassatezza, come dire ormai è andato tutto bene, è finita e via così, e invece sì, ne sa qualcosa il l'errore. povero Jerry Smith, che alle Olimpiadi nella gara a squadre per ben 2 volte ha fatto errore soltanto sull'ultimo ostacolo, gli era venuta una certa sorta di sindrome da ultimo ostacolo, proprio perché c'era questa rilassatezza di aver passato le parti più difficili, e a quel punto veniva proprio l'errore. Beh, con questo 8 penalità Jerry Smith rimane con il suo 4 e percorso netto nel secondo giro, in testa a questa classifica provvisoria. Adesso è Eras Rob, ancora un concorrente straniero, un olandese con 4 penalità anche lui, con Cesaro Appidespoir, il suo cavallo. Non l'abbiamo visto nel primo giro perché è stato proprio il primo concorrente a scendere in campo, e adesso quindi per lui l'impegno, se vuole mantenere la posizione al termine del primo giro, di fare percorso netto. Ormai questo è l'impegno per questo cavaliere, come per gli altri a seguire, per tutti quelli che hanno avuto, ripeto, 4 penalità nel primo percorso. Il muro, che era ostacolo d'apertura nel primo giro, che adesso invece è un ostacolo nel percorso. Vediamo che la gabbia, che è diventata solo appunto una gabbia, non più una doppia gabbia formata da 3 ostacoli, la affrontano con molta più sicurezza i cavalieri. E adesso naturalmente parte conclusiva, ancora anche per lui l'ultimo ostacolo difficile, perché ormai i cavalli hanno proprio il sole in fronte per quest'ultimo difficoltà, però viene passato bene, quindi ancora un percorso netto, e Eras Rob si pone al comando. Il totale per lui dopo le 2 manche di 4. 4 le penalità quindi in totale, naturalmente adesso il tempo sarà quello della prima manche. E ancora un altro concorrente straniero per il Belgio, si tratta di Stefan Cortens su Lovely Angel. Stefan Cortens, anche lui non l'abbiamo seguito perché era tra i primi concorrenti del primo giro, che nella nostra sintesi non abbiamo mostrato, che adesso vi mostriamo però in questo secondo giro. Si tratta, come detto, di concorrenti ancora che hanno 4 penalità e quindi che affrontano questa seconda difficoltà portandosi dietro le stesse penalità. Sì, a questo punto cercano di mangiare posizione su posizione in classifica per cercare almeno di entrare nei primi 6-7 cavalli. È importante questa risalita, per cui tentano di rimanere solo con le loro 4 e non aggiungere alcun'altra penalità. E così, perché naturalmente questo Gran Premio ha un montepremi di 50 milioni che vanno poi divisi tra il primo e gli altri 7, 8, 9 concorrenti piazzati, per cui più uno arriva davanti, più la moneta che riesce a portare a casa è maggiore. Bene, sin qui in questa prima parte del percorso, ricordo 8 ostacoli per 9 salti, con la presenza quindi di una gabbia. Adesso questo largo imponente, l'ostacolo numero 5, che è però il sesto del percorso, e adesso, dopo anche bene alle tavole, l'ultima difficoltà, e purtroppo avete visto come è partito da lontano il cavallo. Se si è potuto apprezzare questo, un errore del cavaliere. Guardate come è partito molto lontano nella parabola dall'ostacolo, e allora si è dovuto proprio allungare il cavallo, non ce l'ha fatta a salire, si è un po' schiacciato e ha tirato giù l'ostacolo, quindi anche per lui un 8 penalità in totale e niente da fare. Adesso rivediamo con molto piacere Emanuela Bedini. Abbiamo parlato un attimo fa di lei e del suo desiderio di San Benedetto. Lei parte in settima posizione con 3 3/4 per quel rifiuto che abbiamo visto prima. Il cavallo proprio era un po' svogliato e ha girato sulle tavole, adesso questo ostacolo non c'è più. Vediamo